Appuntamenti in agenda per martedì 13 febbraio. Torna a Sestri Levante il mercato agricolo e dell'autoproduzione chilometro zero. Dalle 9 alle 13 in via Nazionale zona Tannino si potranno acquistare prodotti del territorio distribuiti dai contadini e dagli allevatori. In occasione del Carnevale a Santa Margherita Ligure si terranno 2 pignatte, la prima dalle 14 nella piazzetta di San Bernardo, la seconda dalle 15 nel teatrino di San Lorenzo della Costa. Sempre per il Carnevale in piazza Mazzini a Chiavari dalle 15.30 alle 18.30 ci saranno attività, giochi e trucca bimbi. A seguire la Pentol Focaccia Gentile, organizzata da Tossini e Archeo Onlus, un dentista per amico. Parte il ciclo di incontri sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Dalle 16 alle 18 nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova si svolgerà il primo modulo alla presenza del presidente Comitato Pari Opportunità Unice ed ISPI Arianna Pitino, il past president Unicef Italia Giacomo Guerrera e lo scrittore Filippo Aragone. Tempi di guerra, riflessioni di una femminista, è il titolo del libro di Maria Luisa Boccia, che verrà presentato alle 17.30 al Circolo PD Centro Storico in via delle Vigne 14 a Genova. Insieme all'autrice parteciperanno vari ospiti per dialogare sul tema della guerra e della politica. A Genova, nello spazio comune dei Giardini Luzzati, si terrà dalle 18 la presentazione del libro Guerra alla guerra, guida alle idee e alle pratiche del pacifismo italiano di Matteo Pucciarelli. L'autore dialogherà con l'attivista di Generazione P Fabrizio Loi e la giornalista Erika Manna.